Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, buon giovedì, bentornati in diretta, caro il mio Roberto Pinna, ben trovato, sarà da un po' che non ci si vedeva su questi schermi, come si diceva un tempo. Giovedì, quindi tempo di quarta serie e di Serie D. Proprio oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo detto nell'ultimo periodo che questo ciclo di 4 puntate tra ottobre di fatto e novembre l'avremo dedicato agli allenatori. Abbiamo avuto come ospiti mister Marco Nappi, settimana scorsa mister Francesco Loi. Oggi si torna in Gallura, anche se bisogna fare insomma non basta la strada, dobbiamo attraversare il mare, bisogna prendere anche il traghetto, perché si va alla Maddalena a trovare mister Aldo Gardini. Ciao mister. Ciao, buonasera a tutti. Mi verrebbe da dire mister 12 punti anche, caro Roberto, perché, insomma, esatto. Le 12 fatiche di Gardini, potremmo chiamarle così, scherzi a parte. Guardando la classifica, nel frattempo ci sono già tanti saluti, grazie Tintoretto che mi manda un abbraccio, ma soprattutto salutiamo Andrea Caboni che ci saluta dal Cagliari Club Vikings Copenaghen. Andrea, fatti sentire, perché magari ti ricontattiamo per qualche puntata relativa al Cagliari, però hai detto bene, caro il mio Francesco, qui abbiamo il mister al momento della squadra sarda che va meglio in Serie D. Voi mi direte, sono passati solo 7 turni, lui ha abbassato le braccia, non so se per fare gesti scaramantici, no, vero mister? Però a parte tutto, dopo 7 turni l'avrebbero detto in pochi. Mister, prima di andare a vedere quello che è successo nello scorso turno, la classifica, io ho una battuta per rompere il ghiaccio, ma quanto è strano il calcio? Cioè lei va a Sassari, una squadra che voleva rifarsi, non riesce a fare il suo progetto, va a Ostiamare, una piazza importante, non riesce nel suo progetto, poi va all'Ilva, magari la si aspetta un pochino in difficoltà all'inizio, invece impatta molto bene. Il calcio è imprevedibile. Sì, il calcio è imprevedibile, però a Sassari è stata un'annata, penso che non è andata bene per nessuno. Eravamo partiti per cercare di far bene e le cose non sono andate come pensavamo, ma è stata un'annata particolare per tutto l'anno. Per quanto riguarda Ostia, nel senso, mi dispiace per l'esonero, ma penso ero sesto in classifica, 29 punti al girone d'andata, 3 punti di playoff con una partita almeno perché dovevo recuperare la partita con Nuova Florida. Venivo da 5 vittorie consecutive, ho perso in casa una partita spettacolare contro il Giuliano, sono stato esonerato, però fa parte del calcio, il presidente mette i soldi, decide quello che vuol fare e ha fatto questa scelta e pazienza. Comunque, ripeto, a parte l'esonero dell'annata ad Ostia, io penso che fino a quel momento era positiva, perché 29 punti al giro d'andata in 16 partite penso che non sono pochi. Poi non spetta a me a decidere il pensiero e le scelte delle altre persone. Hanno fatto questa scelta e a me dispiace, però pazienza. Vabbè mister, il passato è passato, dai, come esatto, si suol dire. Non capito se l'ha aperto un altro.
Esatto, nel frattempo abbiamo scoperto l'arcano di Tintoretto. Fate tutti come Tintoretto, seguiteci anche su Twitch, visto che è un canale che abbiamo aperto l'anno scorso, però che stiamo cercando di sponsorizzare, un amico pugliese che abbraccio anche in diretta. Ne approfitto, TV di servizio, caro mio Francesco. Assolutamente sì. Andiamo a vedere un po' di grafiche, come sempre, il recap di quella che è stato l'ultimo turno che appunto ha arriso, come si suol dire, all'Ilva Maddalena. Roby, a te l'onore e l'onere di leggere come sempre i risultati. Sì. Partiamo con il 2-2 dell'Arzachena contro il Tivoli, che ha lasciato contento per la reazione Mister Nappi. Poi la sconfitta pazza che ci era raccontato da Lineto Martinez di Uri per l'Atletico, 2-3 in casa contro il Cassino. Vittoria dell'Angri in casa contro il Cos, momento nero per la squadra di Francesco Loi, che deve riprendersi già dal prossimo turno. La Priglia ha perso in casa contro l'Ilva Maddalena, che abbiamo già detto si è portata a quota 12 punti in classifica, seconda forza del campionato alle spalle del Sorrento, la squadra madalenina. Poi Casertana ha perso ancora in casa, un momento non semplicissimo per la Casertana, che era attesa a fare forse la voce grossa in questo girone, per il momento non ci riesce, ha perso 0-1 contro la Lupa Frascati. Poi nel derby campano Palmese batte Nola 4-2, Portici e Paganese non si fanno del male, un 1-1 in casa del Portici. Poi alla fine il Sorrento, la squadra più in forma in questo momento del girone G, che ha battuto 3-0 il Pomezia in casa, e a chiudere la vittoria importante in chiave salvezza della Visartena, che ha battuto 2-1 il Monterotondo Scalo. Questa invece è la classifica che vediamo direttamente appunto in sovrappressione, una classifica molto corta, con il Sorrento che arriva da un ottimo periodo, tante vittorie utili continue, diciamo consecutive, a 16 punti. Poi il duo Palmese-Ilva Maddalena a quota 12, a quota 11 ci sono tantissime squadre, dal Pomezia, Arzachena, Cassino e Casertana. Però poi se andiamo a vedere in fondo alla classifica ci sono l'Atletico Uri a 6 punti come la Visartena, 5 la Priglia, e chiude la classifica il COS. Da notare, questa è una domanda che subito faccio al mister, tra la terza, diciamo, posizione, sarebbe la quarta, considerando i primi, escludendo Palmese, Ilva Maddalena e i Porti, ci sono 4 punti, quindi una classifica cortissima. In 2 turni può cambiare davvero tanto. Mister, se l'aspettava così corta la classifica? Sinceramente no, però ho visto le prime partite verso la terza e la quarta giornata, ho notato che secondo me è un campionato molto molto livellato, perciò come hai detto giustamente te, per esempio l'Ilva Maddalena sta là sopra, ma ha parecchie squadre sotto a pochissimi punti, bastano 2 partite per tutti quanti sbagliate che ti puoi trovare dalla sinistra alla parte destra della classifica, visto la classifica la settima giornata. Mister, prima di dare la parola al buon Francesco, una battuta, scherzando con mister Alfonso Greco, che lei conosce bene, è ora allenatore della Torres. Diciamo sempre che ha un futuro alla Maddalena, no? A lui che piacciono i lunghi silenzi e il vento di Maestrale, però a parte gli scherzi, come si sta trovando lei invece alla Maddalena, quest'isola nell'isola che sta imparando a conoscere in questi mesi? Sinceramente mi sto trovando benissimo, ho trovato una società seria, gente eccezionale, gente competente, si lavora benissimo, perciò ripeto, mi sono trovato benissimo e fortunatamente stanno venendo anche i risultati che aiutano tanto, però quando è una società all'altezza dietro, con il lavoro, con la pazienza, con la voglia di far bene, sacrifici, i risultati pagano. Ecco, mister, intervengo io perché, insomma, ci eravamo visti nella prestagione, diciamo così, nel precampionato, quando abbiamo fatto quando siamo venuti a trovarvi per lo speciale ritiro per l'Ilva Maddalena. Tante facce nuove all'epoca, tanti giovani. Devo dire che, insomma, avete fatto una campagna acquisti molto oculata, probabilmente sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista dei giovani, perché insomma, ci sono un paio di elementi interessanti. Pensa a Rorschach sulla fascia destra, perché insomma, per esempio, è uno di quelli che sicuramente ruba maggiormente l'occhio. Però poi avete puntellato il gruppo con giocatori esperti come Capitan Ansini, come la conferma dell'argentino Cacceiro, l'altro argentino Alto Alaghire. Insomma,
è soddisfatto della risposta che la sua squadra le sta dando? I punti direbbero abbondantemente di sì, ma insomma, se c'è qualcosa invece che magari vorrebbe ancora migliorare, perché sappiamo che lei è un perfezionista. Esatto, hai detto bene, però devo dire la verità, sono super contento di questi ragazzi, perché dal primo giorno di ritiro ad oggi, che abbiamo finito allenamento 2 ore fa, ad ogni allenamento non posso dire alla fine che un ragazzo si è tirato indietro nell'ora e mezza, nelle 2 ore di allenamento. Testa giusta, mentalità giusta, voglia giusta, sacrificio giusto, giusto, e non posso assolutamente rimproverargli nulla. Poi la domenica è tutta un'altra cosa, perché ci sono le partite, ci sono gli avversari, però a livello di carattere, a livello di voglia, a livello di non mollare mai, devo fare i complimenti a questi ragazzi, perché è dal 25 luglio che non hanno mollato assolutamente negli allenamenti e nelle partite. Sì, nel frattempo mandiamo anche qualche immagine, insomma, delle ultime gare. Questa è la vittoria contro l'Angri, insomma, un'altra dimostrazione di grande carattere, quello che diceva lei prima, mister. D'altronde, al di là dei 12 punti, io credo che il vostro segreto sia l'unica sconfitta contro il Sorrento. Cioè, quest'Ilva veramente non molla mai, non lascia il campo senza aver dato tutto, e appunto credo che una sola sconfitta per una neopromossa, tra l'altro contro il Sorrento, che in questo momento sta comandando la classifica, per di più anche su calcio di punizione, insomma ritengo che possa essere soddisfatto. Le chiedo, lei ha già avuto modo di incrociare alcune squadre importanti, insomma appunto abbiamo parlato di Sorrento, abbiamo parlato anche di Casertana. Le chiedo subito, secondo lei qual è la favorita per la vittoria finale di questo girone G? Secondo me resta sempre la Casertana, come ho detto dall'inizio stagione, resta sempre la Casertana. Adesso per loro è un momento difficile, ma conosco molto, molto bene l'allenatore. So che sicuramente guarda la squadra per portarla alla vittoria finale. La seconda squadra, se non dovesse essere la Casertana, secondo me è la Paganese, squadra che andremo ad affrontare domenica prossima. Ecco, sicuramente una partita non semplice, ricordiamo, lo diciamo sempre, Paganese, che è una squadra abituata a fare la Serie C, un po' come la Casertana, anche se poi nelle ultime stagioni ha avuto vicissitudini varie. Invece, restando sul girone, le chiedo, lei ha incontrato delle sarde fino a questo momento, se non sbaglio solamente l'Atletico Uri, tra l'altro 2 volte, tra Coppa Italia e campionato. È curioso anche di affrontare le altre sarde. Ricordiamoci il derby con l'Arzachena, che insomma è una partita sicuramente non banale in casa Ilva Maddalena, ma anche immagino il ritornare di fatto in Ogliastra, anche se lei è stata alla Nusei, ma insomma Tertenia, la distanza non è tantissima, a fare visita alla costa orientale sarda e a tanti suoi amici, insomma, nonché ex giocatori. Sì, soprattutto per incontrare vecchi giocatori, allenatori che conosco da tantissimi anni, è un piacere incontrarli. Poi in Sardegna il derby è sempre sentito da tutti quanti, però ripeto, la cosa che fa più piacere è di vedere le persone che sono tantissimi anni che conosco, rincontrarle è veramente una grande soddisfazione. Poi le partite contro una sarda, contro una campana, contro una laziale, noi ce ne giochiamo sempre a viso aperto come siamo abituati, e ripeto, fa piacere incontrare persone, perché specialmente prima del calcio io penso sempre tocca mantenere rapporti e essere rispettosi nei confronti delle altre persone, e fa piacere rincontrarle soprattutto quando ti sei trovato molto bene. Tra l'altro, mister, prima di dare la parola a Roberto, per voi è sempre una trasferta, perché il traghetto lo dovete prendere a prescindere che si giochi ad Arzachena. Che vale anche per gli altri, però è doppia trasferta. È vero, è vero anche questo, però insomma effettivamente... Sì, però l'arte lo fanno una volta, noi trasferta. È vero, Robby? è vero.
No, mister, guardando, no, anche ai numeri di questo campionato, ovviamente è presto per tirare un bilancio, però ci sono dei numeri importanti per l'Ilva Maddalena. Io forse le voglio citare quello che forse ancora più dei punti la soddisfa, ovvero quei soli gol subiti, che sono 6. Siete la miglior difesa insieme a Sorrento e Tivoli del campionato fino a questo momento. È forse il dato che la soddisfa di più, perché dà anche la dimostrazione, no, di una squadra quadrata, equilibrata, che sa innanzitutto non prenderle, giocare al proprio calcio e poi con la mentalità giusta magari essere cinica nel momento adatto. Sì, mi conosci bene veramente, perché la cosa è vero, perché la cosa che a me soddisfa più di tutti, a prescindere dal risultato, che poi dipende pure da degli episodi, è quando non prendo gol. Perciò è una grande soddisfazione essere la miglior difesa, ma poi alla fine del campionato, tra la prima e la quinta difesa migliore del campionato, per forza è matematico che ti sia salvato, sta addirittura in zona playoff. Sì, è vero, assolutamente. Non prenderle è importante tanto quanto comunque essere cinici nella gestione degli episodi. In questa Serie D ce lo insegna la storia di questi ultimi campionati. Tra l'altro, prima dicevamo quanto è strano il calcio per mister Gardini, però diciamolo anche per le sarde, perché guardavo i dati di questo girone G, praticamente il miglior marcatore insieme a Sartore e il buon Gaetani l'anno scorso alla Nusei, praticamente in 4 partite ha fatto tutti i gol che ha fatto l'anno scorso alla Nusei, forse con qualche gol in più sarebbe salvata anche la squadra Ogliastrina l'anno scorso, però come dicevi giustamente il mister inizio stagione, inizio della trasmissione, il passato è passato. Mister, qual è la cosa, l'aspetto della sua squadra che l'ha sorpresa di più in questo impatto così positivo con la categoria? Cioè magari c'è un aspetto che non si aspettava, penso anche all'esperienza, no? Molti dei suoi giocatori non sono così esperti della categoria e invece sono calati con un'umiltà e una voglia di fare quasi inaspettata. Sì, parecchi giocatori, ripeto, la prima giornata a Turi hanno esordito in Serie D 7 giocatori, però noi parliamo sempre tutti i giorni, a parte chi non aveva mai fatto la Serie D, se metti l'impegno tutta la settimana, se ti alleni bene, se fai sacrifici, se non molli mai, puoi fare qualsiasi campionato, secondo me. Questi ragazzi ci siamo confrontati, abbiamo parlato, sono contento di quelli che sono rimasti e di quelli che sono venuti, e con il lavoro e il sacrificio stanno dimostrando che possono stare benissimo in questa categoria e fare bene. Ecco, mister, io mi aspettavo mi rispondesse la profondissima conoscenza di Garibaldi di Cazzeiro, però va bene anche questa risposta che mi ha dato, perché non se l'aspettava nessuno. C'è un Oscar, l'Oscar garibaldino che verrà consegnato a fine stagione al buon Cazzeiro. No, scherzi a parte, mister, ha fatto giusto un passaggio poco fa sulla Paganese, prossima vostra avversaria. Andiamo ad analizzare proprio la partita, che gara si aspetta, un campo molto molto complicato, l'abbiamo detto più volte, loro sono una squadra comunque sia che vuole puntare almeno alla zona di vertice di questo girone G. Che gara dal punto di vista tattico si attende? Sicuramente loro vorranno conquistare i 3 punti, anche perché vengono dal pareggio a Turi, un pareggio a Turi, la sconfitta in casa con la Palmese anche se non meritata, e il pareggio domenica a Portici di 1-1. Anche se negli ultimi 20 minuti hanno avuto 3-4 occasioni per vincere la partita. Sicuramente cercheranno in tutti i modi di conquistare i 3 punti, anche perché giocano in casa. E noi, per quanto riguarda noi, andremo spensierati come sempre a giocarci la nostra partita. Ripeto, se poi mettiamo anche domenica tutta la voglia, la cattiveria di portare a casa un risultato, può andare bene o può andare male, però l'importante è che i ragazzi, come dico tutti i giorni, devono dare sempre il massimo. Poi il risultato alla fine può essere pure deciso da un episodio che domini una partita e perdi su una palla inattiva o su qualche errore. Però l'importante è uscire fuori che hanno dato tutti il massimo, che hanno lottato su tutte le palle, e di questo ne sono sicuro al 100% che anche domenica i miei ragazzi ce la metteranno tutta per portare a casa un risultato positivo.
commissario, proprio ripartendo da queste sue parole, da questa sua risposta sulla spensieratezza, sui 12 punti che avete raccolto finora, che ricordiamoli sono praticamente meno 28 alla salvezza, insomma, qualora si volesse, come sempre, anche un po' in Serie A, stabilire a quota 40 la fatidica quota salvezza, però insomma questo è il segreto della vostra, di questo inizio di stagione, cioè il fatto di non avere pressioni, di fatto da neopromossa. Ricordate in parte anche un po' l'inizio di cammino dell'anno scorso dell'Atletico Uri, lo stesso, una squadra neopromossa, in quel caso la prima volta in assoluto in un campionato nazionale. Per l'Ilva, ricordiamolo, l'Ilva Maddalena, si è trattato di un ritorno dopo 26 anni, però insomma effettivamente forse il non avere pressioni vi aiuta anche a gestire questo inizio di stagione, che ricordiamo appunto alla luce anche delle avversarie che avete affrontato, non era per niente semplice sulla carta. No, infatti all'inizio eravamo un po' tutti preoccupati perché come è uscito il girone, come sono uscite le prime giornate, il calendario sulla carta non era a nostro favore. Siamo partiti bene, i ragazzi hanno preso consapevolezza della loro forza e è giusto che giocano spensierati perché poi stanno venendo pure i risultati. Più giochi spensierati, più vai in campo e ti diverti e più si ottengono i risultati, perché già andare in campo con la paura della squadra che incontri, con la paura di sbagliare, con la paura che il primo anno che qualcuno fa questa categoria sei soltanto frenato. Se stanno a giocare devono giocare tranquilli, pazienza, se si perde una partita c'è sempre quella la domenica dopo, il mercoledì settimanale. Devono giocare proprio spensierati e divertirsi. Come dico sempre, tutti i giorni io lo ripeto. Sì, siccome appunto parla di spensierati, divertirsi e via dicendo, la vostra è una rosa molto giovane, perché di fatto adesso ho tolto la scheda di Transfermarkt, però mi sa che sui trentenni siamo un po' carenti, no? Cioè siamo soprattutto sui 20-25 anni come età media. Soltanto i ragazzi più grandi sono quelli che già c'erano l'anno scorso, Ciprian Dombrovskis, Fausto Chiappetta e Casero, che sono i più grandi. Ecco, appunto, restando su questo fatto di squadra giovane, come si gestisce anche una squadra giovane che in più ha anche come dire, da un certo punto di vista una sorta di peso in più dato dal fatto di essere una neopromossa e di quello che diceva lei prima, no? Che molti hanno fatto l'esordio in Serie D di fatto alla prima giornata contro l'Uri. Non ci devono pensare, devono andare in campo una partita di calcio, se devono divertire, dobbiamo mettere in atto tutto quello che proviamo in settimana. Siccome sono ragazzi, come ho detto prima, che dal primo giorno che mi seguono, noi anche in allenamento ci divertiamo, proviamo delle situazioni sempre sul divertimento, però lavoriamo tanto, devo essere sincero. E la domenica entrano in campo con sacrificio, anche se fanno qualche errore, recuperano con la voglia di recuperare l'errore. Perciò poi stanno venendo i risultati e devono continuare così. Spensierati, sanno che può arrivare un momento di difficoltà, ma dobbiamo andare avanti. Una partita si pensa all'altra la domenica dopo e si va avanti, visto che hanno dimostrato che ad oggi possono stare benissimo in questa categoria. Prima di passarti la palla di nuovo, l'ultima mia curiosità sul discorso rosa, anche un po' a livello sociologico, passatemi il termine, comunque insomma siete una rosa poliglotta, possiamo dire così, no? Perché avete argentini, appunto Roccia che di fatto è francese, insomma c'è anche una componente un po' straniera, possiamo dire così. Quali sono le anime di questo spogliatoio? Cioè si sente o meglio, c'è qualcuna che prevale sulle altre? Penso appunto magari ai sudamericani, Laghirre, Cacceiro, Di Pietro e via dicendo, oppure invece al momento si pensa solamente davvero a scendere in campo e a vincere, che è una bella filosofia di vita, Robby. Dovremmo anche prendere esempio da stare senza pensieri del pensiero di Aldo Gardini. Secondo lei com'è questa? Cioè, c'è un'anima che...
Ti rispondo subito. È un gruppo fantastico, nel senso che se qualche volta capiti qui al campo vedrai che chiunque arriva si fanno battute, ridano, scherzano. Non ci stanno per esempio il gruppetto dell'Argentini, sono proprio non affiatati, penso di più. E questa è una grande cosa perché alla fine portano i risultati. È incredibile da crederci, ma ripeto, se qualche volta capitate qui alla Maddalena e venite a vedere un allenamento, vedete che coesione che c'è stata tra tutti quanti i ragazzi, tra di loro. Ecco, mister, in chiusura di solito facciamo anche un po' di salto nel passato, no? Dei vari nostri ospiti che vengono in trasmissione. Io partirei dagli anni anche da vice a Nuoro, no? Con Petrone, che poi, se non sbaglio, adesso è ancora svincolato. L'ultima esperienza è stata in Honduras con la Real Sociedad. Ecco, se gli avessero detto in quegli anni a Nuoro, che poi avrebbe comunque legato a doppio filo, no? La sua carriera da tecnico con la Sardegna, se lo sarebbe immaginato e soprattutto magari un ricordo particolare di quel periodo. No, assolutamente no, però sono contento che mi è capitata questa cosa qui di stare parecchi anni in Sardegna, sia da giocatore che da allenatore, anche da allenatore non me la sono aspettato, però ne sono molto fiero e sono molto contento di tutte le situazioni che mi sono capitate, a prescindere dalle annate calcistiche che possono essere positive o negative, però sono super contento di questa carriera da allenatore qui in Sardegna. Ecco, mister, ora le faccio una domanda per metterla in difficoltà. Qui un allenatore non vuole mai rispondere. Sfogliando l'elenco dei tanti giocatori che ha avuto nella carriera, comunque è ancora giovanissimo, però comunque nella carriera da allenatore, spiccano il nome di Pietro Ladu in testa alla classifica dei giocatori più utilizzati da Aldo Gardini nella sua carriera da tecnico, 75 presenze in totale. Non voglio chiederle qual è il giocatore di qualità, di maggiore qualità che ha avuto come tecnico, ma quello su cui lei puntava tanto e che magari non è riuscito a dargli tutto quello che avrebbe potuto, un giocatore che avrebbe voluto anche lei magari riuscire a cambiare un po' di più come calciatore. Guarda, ti rispondo sincero e lo sai, adesso come adesso non mi viene in mente nessuno. No, davvero, perché su tutti i giocatori che ho avuto in una stagione penso la maggior parte sono stati quasi tutti positivi. Poi dipende dall'annata, dagli infortuni durante l'anno, da tante cose, perciò io penso di tutti i giocatori che ho avuto sono soddisfatto di tutti quanti, ma non perché lo dico, perché lo devo dire, perché se c'era qualcuno che secondo me non aveva reso, lo dicevo chiaramente. Però almeno gli anni che sono stati come tutti i giocatori che ho allenato hanno fatto quasi tutti dei campionati positivi. Poi le annate vengono decise da episodi, dall'annata storta, da problemi extracalcistici, perciò non posso farti nessun nome perché non ce l'ho. Mister, prova ad aggiustarle il tiro. Allora, facciamo così. Ovviamente gli tolgo tutti i giocatori che allena quest'anno. Nuova esperienza per Aldo Gardini. Può portarsi un giocatore, qualsiasi di quelli che ha avuto, chi si porta? Così dicevi quella di prima, questa è proprio a volerla male. È peggio questa di quella di prima. No, dipende sempre dal dove progetto, che cosa mi manca, che ruolo mi manca, se già c'è sta, se non c'è sta, dalla società, da tantissime cose. Va bene, mister. Vi faccio io i nomi, dai, ne scelgo io tre. Io mi vai. porto Ladulo, Russo e Bernardotto. Hai detto poco. Vabbè, dai, almeno sistemo il play e i due attaccanti, dai. L'attacco è a posto. No, a proposito di attacco, di fatto di giocatori, con l'arrivo di Cifarelli siete a posto, insomma, il mercato chiuso, oppure a dicembre magari valuterete nel caso eventuali non lo so, qualche giocatore, dicembre è sempre pronto, no? Sì, abbiamo preso Cifarelli perché si è fatto male l'uomo, che sappiamo deve stare fuori 6 mesi e siamo rimasti scoperti nel ruolo. Per quanto riguarda il mercato di dicembre, questa domanda la di fare il direttore sportivo.
Va bene, gliela faremo. Gli mando un messaggio adesso. Esatto, adesso mandiamo il messaggio. Va bene, Roby, non so se abbiamo altre cose per Mister Gardini, se no lo salutiamo e lo ringraziamo. Oggi sono contentissimo che siamo riusciti in 30 minuti. Cioè, proprio siamo stati proprio nei tempi. Non abbiamo ancora finito. In realtà, però, insomma, va bene, Mister Gardini sarà sicuramente nostro ospite nelle prossime settimane, insomma, nelle prossime puntate, perché è sempre un piacere averla con noi. Quindi grazie, mi raccomando, ci vediamo in campo, come diciamo a tutti. Ci tratti bene Sorrentino domenica, visto che ci avremo l'inviato a Pagani. Okay. Va bene. 2 schiaffetti così per farli esatto, lo aspetto. L'aspetto qui alla Maddalena. Esatto. Sì, verremo sicuramente, mister. Va bene. Grazie, Gardini. Grazie anche all'Ilva Maddalena, come sempre, per la disponibilità. Roby, appunto, andiamo a chiudere questa puntata, come sempre, con le ultime, cioè il prossimo turno. In grafica a cominciare. È tornato il mio momento, no? Vai. Mi piace questo momento molto valletto. Arzachena Visartena, poi Tivoli, partita importante per l'Arzachena che torna al Pirina, non fosse perché c'è anche Andrea Olmeo che farà la partita, quindi anche importante per Antonello Zucchi come notizia. Poi Tivoli Atletico Uri, quindi Uri che torna in trasferta, deve dare un pochino di continuità, ma soprattutto iniziare a fare i punti pesanti, però il campo di Tivoli non sarà semplice, lo abbiamo detto, comunque una delle squadre più arcigne forse di questo girone G per quello che ha raccontato fino a qui il campionato. Poi il COS torna in casa tra le mura amiche di Tertenia, come si diceva un tempo, sfida la Privia, è una gara tra ultima e penultima, c'è poco da parlarne, deve vincere la Costa Orientale Sarda. Poi Paganese Ilva Maddalena l'abbiamo ampiamente descritta con Aldo Gardini in diretta, Cassino Palmese, Lupa Frascati Portici, gara molto interessante questa, Real Monterotondo Scalo Angri, Nola Sorrento, un derby che ti direi che se ci avessi la domenica libera mi andrei forse anche a seguire, interessantino dal punto di vista del... Puoi sempre andare a Nola, scusa. Esatto, se mi mandate a Nola domenica la faccio, e poi a chiudere la giornata un'altra grande sfida importante come quella tra Pomezia e Casertana, 2 squadre che vogliono stare in zona playoff. Rivediamo la classifica ancora una volta prima di chiudere. Insomma, Atletico Uri e COS che devono darsi una mossa in un certo senso, perché insomma, soprattutto per cercare di cancellare i fantasmi di domenica scorsa, sia per quanto riguarda la squadra di Mister Lui, ma credo soprattutto per quella di Massimiliano Pava, che davvero ha perso una partita che chissà, insomma, se in settimana in casa Uri saranno riusciti a capire anche come è stato possibile, perché veramente, insomma, se vi andate a rivedere gli highlights... C'è una puntata di Voyager che stanno registrando, sarebbe il prossimo appuntamento. Può essere. Come ha fatto a perdere l'Uri. Esatto, davvero, hai detto bene assolutamente. Va bene, Roby, grazie come sempre, appuntamento alla prossima settimana con il giovedì di 131, anche perché andremo necessariamente a Uri, perché è l'ultimo giro che ci manca. Mister Paba, se ci sta ascoltando, evitiamoci di dover fare una puntata di Voyager settimana prossima. Esatto, assolutamente, anzi c'è speriamo di poter festeggiare. Quindi grazie Roby, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, quindi appuntamento a settimana prossima con il giovedì di 131. Buona serata, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.